Per secoli e secoli il Papa era italiano. Ha habido Papa spagnoli, polacco e alemani, ma sempre, sempre europei. Por questo motivo, el próximo Papa tendrá que ser un Papa americano. Un Papa americano. Allora, Alessio Morosi, prego. Su cosa? Ma diciamo tanto sulla situazione politica generale, sull'impossibilità di formare il governo e su Grillo, che adesso è al centro dell'attenzione, ma anche al centro di attacchi che arrivano da ogni parte, no? Inevitabile. Il titolo della trasmissione nella seconda parte dice tutto: politica in fumo. Diciamo che è un'Italia in macerie. Ormai l'Italia è agonizzante, è sul letto di morte, però purtroppo la morte la incontrano imprenditori, soprattutto nel Veneto, la incontrano i lavoratori. Non possiamo non iniziare, direttore, mi consenta, partendo da questa constatazione: negli ultimi 10 giorni 4 persone in Veneto, pare anche l'ultimo si sia tolto la vita, non solo per problemi personali ma anche per problemi di natura economica. È un dramma di cui io stento a credere, che provo un sentimento veramente di disagio che la comunicazione italiana delle reti televisive pubbliche non ne parli. Guardi, è accaduto, è crollato in centro a Napoli un muro di un palazzo ottocentesco, neanche tra l'altro particolarmente importante. Fortunatamente non c'è stato neanche un ferito, nemmeno morti, quindi fortunatamente, però per 24 ore ho visto almeno 8 telegiornali del mattino, del pomeriggio e della sera regalarmi le immagini di quel muro. Dei 4 morti negli ultimi 10 giorni del Veneto, i telegiornali della televisione della RAI, dei canali pubblici di cui paghiamo il canone, perché non vivono come voi, come le tv private, di pubblicità di chi fa le inserzioni, non hanno detto una parola. Questa è una cosa veramente grave. Io mi auguro, qui c'è una persona che stimo, l'onorevole Zanettin, che è ritornato a ricoprire un incarico di parlamentare, che su queste cose, da buon amico e stimandolo, dico, spero che lui per primo faccia un'iniziativa, un atto ispettivo, un'interrogazione, visto che c'è anche un controllo parlamentare sulle reti. Cioè io partirei da questo dato. Cosa vuole poi l'Italia come realtà istituzionale? Noi lo diciamo ormai anche con un tono dimesso, perché siamo al funerale dell'Italia, le istituzioni sono fallite, è irreversibile lo stato di sofferenza che ha l'Italia, nel senso che non è più recuperabile, non c'è uno strumento serio, credibile, che possa essere azionato a livello di Parlamento italiano, dove dovrebbe ripartire il cambiamento, per invertire la rotta. E lo dico con grande rispetto, perché il cittadino chiamato al voto ha sempre ragione, ma anche chi ha dato il consenso a Grillo credo che già da ora si sia reso conto che ha contribuito, sta contribuendo a dare una spallata al sistema dei partiti. Ma io, come cittadino attento, sono molto preoccupato quando mi sento dire da Grillo che vuole andare alle elezioni per avere il 100% dei consensi. Penso che sarebbe comprensibile se dicesse: voglio ottenere la maggioranza, voglio il massimo dei consensi, ma il 100% per esercitare una forma di democrazia diretta o liquida, come dice lui, ma sa, è un argomento estremamente delicato. Se poi lo associamo anche alla prima discussa iniziativa di abolire l'articolo 67 della Costituzione, il quale dice che il parlamentare esercita il suo mandato senza vincolo di rappresentanza, a me preoccupa molto. Quindi, voglio dire, Grillo è una novità, è stato votato anche da figure imprenditoriali importanti nel nostro territorio, i quali hanno creduto in un percorso nuovo, però attenzione, questo non ha gli assi nella manica per risolvere quella che è la realtà di disfacimento del sistema Italia, perché non penso sia risolvibile il problema semplicemente, ancorché io sia d'accordo, perché l'avevano già detto i cittadini, per esempio l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che è diventato poi rimborso delle spese elettorali con un vergognoso cambio di etichetta, cosa doverosa perché l'avevano già detto, ripeto, i cittadini nel referendum, però non è l'unica risposta che bisogna fare. Certo, fondamentale
Ed è curioso anche, per stare a questo tema, che il PD si nasconda dietro il dito, cioè deve avere il coraggio di uscire subito su questo tema dicendo sì, rinunciamo a quei 48 milioni di euro di rimborso elettorale, ma questo dovrebbe farlo anche il PDL, dovrebbe farlo anche la Lega, che in 2 tornate elettorali ha intascato una volta 28, una volta 30 milioni di euro tra europee e politiche tra il 2008 e il 2009. E poi sono andati a finire dove sono andati a finire, ma non voglio parlare del passato, io guardo in avanti. In sostanza l'Italia è riformabile, io amo l'Italia ma non mi appartiene più, questo è il punto, non mi appartiene più, non è più in grado di rappresentare gli interessi miei, delle persone che mi stanno vicino, dei miei concittadini veneti. Abbiamo bisogno di un cambiamento che parte dal territorio, che vive nel territorio e che una volta realizzato si può proiettarsi nel mondo infinito dall'Europa al mondo intero per quanto riguarda l'impresa, i nostri imprenditori, con efficacia, se abbiamo efficienza, se abbiamo una capacità di governare bene le istituzioni del Veneto come realtà sovrana, statuale, indipendente. La Lega fa un richiamo pericoloso per lui, perché quello del Belgio, che effettivamente ha consentito a Lupo, il premier, di governare per oltre 2 anni senza praticamente, di fatto senza avere un'investitura, e quindi era di ordinaria amministrazione, richiamato dall'amico della Lega, ripeto, appare improprio, perché lì avevamo 2 governatori, quello delle Fiandre e quello della Vallonia, che si sono presi le responsabilità. Certo. Quindi se Zaia facesse la sua parte, come hanno fatto i governatori delle Fiandre e della Vallonia, prendendosi responsabilità, prendendo spazio di governo che non sta prendendo, perché oggi, guarda, oggi il tuo assessore Ciambetti sui giornali sta a invocare il recupero il superamento del patto di stabilità, dicendo perché se noi riuscissimo a portare i livelli della media nazionale di spesa, che è 649 invece che 491 euro, dice avremmo 786 milioni di euro in più, 786, quando con il disavanzo fiscale, con il residuo fiscale, meglio, l'Italia ci ruba ogni anno 20 miliardi di euro dopo che abbiamo pagato tutto, e c'è un amministratore del Veneto, che è l'assessore al bilancio, che si lamenta di non poter recuperare un po' di briciole. Prendetevi responsabilità, assumete iniziativa politica, andate a battere i pugni sul tavolo dove serve. È un momento di disperazione, è inutile dire mi prendo il lanciafiamme contro gli imbroglioni, quelli che fanno attività illecita con gli appalti, ed ha ragione, però fai anche azione di pressione su un governo che non esiste, e prenditi spazi di governo che tu hai diritto di prenderti e di esercitarti. Ogni tanto sento annunci e poi tutto cade nel nulla. Noi vogliamo un governatore che governi, un governatore che si prenda responsabilità, non un governatore che faccia dichiarazioni e sostanzialmente poi ordinaria, modesta, bassissima amministrazione. Questo è il punto, per cui prima di richiamare impropriamente degli esempi laddove vi sono state invece scelte coraggiose di Fiamminghi e Valloni, che hanno preso in mano la situazione. Non c'è più il governo centrale, hanno detto governiamo noi. Si fa, scusa, questo è il punto. Cioè, una nazione di 1 milione di abitanti con una nazione come quella italiana, che è una delle più... Quale sarebbe quella di 1 milione di abitanti? Ce l'ha il Belgio, scusa. Quanti abitanti fai? Non so se arriva a 1 milione di abitanti il Belgio, non lo so io. 1 milione? Il Belgio? Non so quanto abbia il Belgio. Sarà quanto la città di Milano? Sarà anche meno, forse, non lo so. Allora, come si fa a paragonare uno Stato, con tutto il rispetto, così piccolo, con una nazione complessa, ricca, sviluppata come l'Italia? L'Italia non è un paese povero, cioè, tanto per essere chiari, è un paese in crisi economica seria, perché c'è una crisi globale che investe anche l'Italia, e oggi, guardate, che veramente è un problema serio. Lo dico, abbiamo un unico rappresentante. L'Italia non è un paese povero, i 7 milioni di poveri dove li mette? Ma dove vive, scusi un attimo? Ma lei è un consigliere regionale che conosce i dati. 7 milioni di poveri vi sono. 7 milioni di poveri. È vergognoso che dica che l'Italia è un paese povero. 7 milioni di poveri. La gente che si impicca perché non ha da mangiare. Ma cosa dite? Siate coraggio. È fazioso quello che sta dicendo, del ruolo istituzionale che ricopre. È fazioso sarà lei, va bene? Perché io mi occupo dei problemi della gente, quindi ogni giorno... Scusate, vede come vede Romano Prodi, capo dello Stato. No, scusate, se parliamo in 20, no. Come vede Romano Prodi, capo dello Stato? Questa domanda così cattiva non me l'aspettavo.
A me poi è una provocazione, guarda, dovrei alzarmi e andarmene. Come vuole che lo veda? Non lo vedo. Volevo farmi andare. Non lo vedo proprio, sarebbe una disperazione. Non abbiamo bisogno di altre cose che Romano Prodi al Quirinale, ci mancherebbe. Come abbiamo bisogno, per stare sul tema, di... comunque avrei qualche nome da indicare. Ci sono degli autorevoli, per esempio Sergio Romano, che è una figura di altissimo profilo, nota nel mondo, di alta qualità. Io anche la volta scorsa l'avevo indicato come un personaggio che meriterebbe. Pensi che peraltro è uno di quelli che sul tema della separazione del Veneto dall'Italia e sull'indipendenza si è già schierato a favore della espressione del libero voto, per dare un'idea. Quindi è un uomo che ha una grande esperienza. Ma io vorrei stare sul tema, per fare una battuta ulteriore sull'attenzione che lei ha posto, ci ha chiesto di porre sul fenomeno Grillo. Perché vede, il fenomeno Grillo, come il fenomeno Berlusconi, cioè uomini che si confondono con il partito e sono il partito, sono sostanzialmente in distonia con quello che prevede la Costituzione. Lo prevede l'articolo 49, che i partiti devono essere organizzati in modo democratico. Se i partiti avessero l'obbligo di organizzare la loro vita interna e quindi anche i meccanismi democratici di verifica di vari passaggi e di consenso e di proposta, con delle regole, diciamo, che non vengono imposte da un leader, perché tutto sommato io non so, con tutta la stima e rispetto che ho per il senatore Zanettin, se Berlusconi dovesse chiedere un'altra volta di votare in una scena analoga a quella della nipote di Mubarak, che è diventata ormai a livello internazionale un leitmotiv per ridere dell'Italia, avrebbe il coraggio ancora di votare a favore. Lui è una persona per bene, ripeto, probabilmente si troverebbe ammalato quel giorno. Ma sono anche uomo di partito. Ecco, vedi, è venuto fuori. Io volevo finire il destro per uscire, invece si è messo nel sinistro, si è messo dentro. Vuol dire che c'è una fedeltà acritica al leader. Se noi avessimo, se in Italia fosse stato attuato l'articolo 49 della Costituzione come il 39 per i sindacati, probabilmente meno storture, meno situazioni difficili come quella attuale le avremmo vissute, e anche una diversa legge elettorale. In un momento come questo si può sostenere tutto il contrario di tutto, quindi Zanettin almeno ha il coraggio di sostenere che la legge, il Porcellum, per lui non è tutto sommato la peggiore delle leggi. Io dico che in questo momento i cittadini hanno la necessità di riprendersi veramente l'esercizio della sovranità in tutte le forme possibili, e in questo senso Grillo ha ragione, devo dargli atto che ha ragione. Lo fa però in modo che non garantisce l'elettore che esprime il suo voto, e questo mi preoccupa non poco, sia perché, come accennavo prima, abbattere o cercare di contrastare subito l'articolo 67 mi impressiona. Dire voglio il 100% per distruggere i partiti, per poi fare io che cosa da solo, mi domando. Credo che già i suoi elettori siano preoccupati. Diciamo che è stata una scelta facile, no? È stata una scelta per la spallata ai partiti, però non è una scelta che ci garantisce il domani, tantomeno quello del Senta Veneto. Morosini, sempre per rispondere ai nostri telespettatori, sì, che hanno alla precedenza su tutto, qualcuno ha visto che ha detto quando è che faremo un focus con tutti gli indipendentisti assieme per capire perché non si uniscono? Credo che l'idea di unirsi sia un'idea positiva, ma ci si unisce intorno a un progetto. C'è chi questo progetto è riuscito a delinearlo e a metterlo sul campo e anche già sperimentarlo, ottenendo dei risultati. Noi siamo riusciti dal di fuori a far convocare il 28 di novembre il Consiglio regionale del Veneto sulla nostra mozione, che poi è stata approvata in Regione. Abbiamo portato a febbraio una proposta di legge perché si indica un referendum, e quindi riteniamo che questo sia il modo per aggregare i gruppi, avere delle idee, avere un progetto. Ci siamo presentati alle elezioni solo per farci conoscere, questo abbiamo detto prima, e quindi nessuno può contrastare, perché abbiamo potuto appendere i manifesti senza pagare l'onere di affissione, perché il nostro obiettivo è il referendum. Noi abbiamo quell'idea, e l'idea ce l'abbiamo soltanto noi di Indipendenza Veneta, ed effetti abbiamo avuto sull'altro movimento indipendentista 3 volte i consensi, seppur secondo me non significativi da dare una risposta nella direzione del referendum. Ma quando ci sarà il referendum, e io spero che Zaia si assuma la responsabilità di dare il suo contributo, perché a parole ha sempre detto
che lo vuole, che se si può lui lo fa, lo aiuteremo perché capisca che si può, perché se si attiva un attimo per avere le conoscenze e anche le consulenze di qualche esperto, magari che non sia un cattedratico condizionato dalla sua posizione, dal suo ruolo, ma degli internazionalisti, perché non, per esempio, interpella il Presidente della Corte internazionale di giustizia, per fare un esempio, o altri internazionalisti di livello mondiale che noi gli abbiamo anche segnalato, che potrebbero dare delle indicazioni, o semplicemente José Manuel Barroso, che in questo senso si è già espresso. Insomma, abbiamo una miriade di indicazioni che depongono in favore di questo. Qualcuno diceva prima, per rispondere, che a me piace sempre rispondere, d'altronde il mio mestiere mi porta a questo, dice non ironizzare su Mubarak, dice piuttosto, dice ricordati che all'estero ridono di indipendenza del Veneto. Segnalo a questo signore che se va nel sito indipendenzaveneta.net troverà che, solo per fare un esempio, il Los Angeles Times il 25 di dicembre, quindi il giorno di Natale, ha dedicato la prima pagina a Indipendenza Veneta, nella parte bassa 2 colonne, quindi abbia la cortesia di informarsi e di capire che di noi, a parte Rete Veneta che ci dà sempre spazio, ringraziamo sia la proprietà sia il direttore, dove ci consentono di esprimere le nostre posizioni, abbiamo più attenzione nella stampa internazionale che nella stampa locale. Quindi noi siamo orgogliosi di portare avanti un progetto che, con l'occasione ribadisco, è un progetto che vuole, è ispirato ed è rigorosamente condotto con metodo democratico, assolutamente pacifico e esclusivamente col consenso, senza scorciatoie. Io capisco che alcuni dinoccolano la testa, come qualche ospite anche qui in studio, dicendo ma siete contro la Costituzione, non la conoscete. Diceva Calamandrei che il diritto internazionale e il diritto all'autodeterminazione è un diritto sovracostituzionale, anzi supercostituzionale, quindi non contro la Costituzione, ma al di là della Costituzione. Ragazzi, un po' di umiltà, studiate un pochettino la lezione, poi magari facciamo un bel intervento, lo abbiamo detto più volte con Zaia, c'è il confronto sempre in attesa di poterlo svolgere in diretta, ma anche con degli esperti, ed è una materia estremamente coinvolgente, interessante, lo dico senza arroganza, con molta umiltà. Bisogna conoscere l'argomento, purtroppo è sconosciuto. Vedrete che quando sentirete parlare certi esperti qualificati accademici internazionali vi ricrederete, perché non è contro la Costituzione, è al di là e può rendersi anche simbioticamente così un progetto realizzabile. Sembra che attraverso questi appalti più o meno truccati si facessero frodi fiscali, fondi neri, fatture false, creste, tangenti. Non lo so, forse bisogna... Voi come indipendentisti su questo che posizione avete? Beh, credo che qui non ci debba essere distinzione da parte di nessuno sull'atteggiamento, ci vuole un atteggiamento assolutamente severo, decisamente di condanna di quello che è avvenuto. Ma cambiando anche le regole. Ma assolutamente, però direi anche invitando la giustizia a fare rapidamente il suo corso, perché teniamo sempre conto che questi fatti più facilmente si manifestano e si concretizzano in troppe occasioni, anche perché la giustizia ha dei tempi ed ha delle procedure eccessivamente lunghe. Io sono un garantista, però un processo è intollerabile che tormenti un cittadino, sia esso imputato sia esso parte offesa, non ha nessuna distinzione, perché è comunque coinvolto in una vicenda di rilevanza penale, e più di 6 mesi, in 6 mesi, un anno dovremmo avere una decisione, e purtroppo sappiamo che i giudizi, quelli penali in Italia, hanno una durata lunghissima, tant'è vero che quest'anno abbiamo sentito l'inaugurazione dell'anno giudiziario, anche in Veneto abbiamo avuto 12.000 dichiarazioni di prescrizione di reato. Vuol dire che la giustizia si è trovata di fronte al non liquid, all'impossibilità di pronunciarsi e di decidere su vicende che avevano sicuramente una rilevanza, soprattutto per le parti offese, perché io, ripeto, sono un garantista per gli imputati, ma in queste situazioni vedo danneggiata la parte offesa. Nel caso degli scandali che riguardano gli appalti, le parti offese siamo tutti noi cittadini, perché in conseguenza degli appalti vengono gonfiati magari i prezzi, vengono realizzate le opere senza sicurezza o abbiamo visto delle opere pubbliche che non avevano i requisiti che erano previsti dai contratti d'appalto,
Oppure abbiamo di moda negli ultimi anni i project financing che hanno fatto per esempio a Mestre un ospedale che sta arricchendo i privati ma che si è dimostrato inadatto fin dall'inizio, che ha avuto un sacco di problemi per quanto riguarda la climatizzazione e per non dire dei parcheggi. Una cosa, per esempio i parcheggi, io se devo andare in un ospedale o in un tribunale non riesco mai a trovare un parcheggio adeguato. Ma come? Ma come? È il cittadino o sono altri soggetti che devono essere facilitati nel soddisfare questi bisogni primari, perché la giustizia, la sanità, come la scuola, e si pensa sempre in modo così disordinato o inadeguato. Quindi è estremamente importante che la politica si faccia carico di semplificare le procedure, di garantire dei processi anche della giustizia rapidi. L'Italia, abbiamo detto tante volte, è al 158° posto su 183 stati monitorati per quanto riguarda la giustizia. E quindi lei capisce che questo è un fatto di degrado, è un fatto di insoddisfazione generale, ma è un fatto anche di povertà, perché come sappiamo le imprese straniere, quelle più importanti, quelle che potrebbero creare ricchezza con lavoro, con l'attività, mettendo in moto questo volano che in un momento di recessione poi si sente quanto mai necessario riattivare, si allontanano, non vengono, perché se debbono affrontare un giudizio sia in ambito civile sia in ambito penale, i tempi sono biblici. E questo vuol dire che non siamo in uno Stato civile, non siamo in una realtà che merita rispetto, ed è il motivo per cui in questo momento, in questo periodo nel mondo guardano all'Italia come un paese ormai fallito. È ormai fallito. Lei sa che 3 giorni fa siamo stati declassati, l'Italia è stata declassata per quanto riguarda il debito pubblico alla tripla BB+, e vuol dire che ormai siamo l'altro gradino e la spazzatura, vuol dire che questo Stato non esiste più, non ha credibilità. Ma c'è un fatto ultimo, direttore, mi consente di ricordarlo perché non è stato mai menzionato dalla stampa. Mi è stato segnalato incidentalmente ad un operatore del settore quello che l'Europa ha imposto all'Italia e alla Spagna e alla Grecia e non a tutti gli altri, quindi paesi che sono in difficoltà, di regolare per i cittadini che dovessero acquistare i titoli del debito pubblico per i titoli di scadenza superiore a 1 anno, l'accesso alla class action o azione collettiva. Perché questo? Perché si sa già che lo Stato si troverà quasi certamente o nella situazione di dover rinegoziare il ratio di interesse o il termine di scadenza o addirittura anche l'ammontare del capitale. Questo è obbligatorio dal 1° gennaio 2013. È stato un decreto del 28 dicembre del Ministero dell'Economia e Finanze, sconosciuto a tutti, nemmeno i giornali economici ne hanno parlato, nemmeno io vorrei sapere quelle banche che vendono titoli del debito pubblico a scadenza superiore all'anno se informano come dovrebbero i cittadini su queste circostanze. Questi sono fatti gravissimi e sono soprattutto indici del fallimento conclamato dello Stato. Questo noi non lo diciamo con disprezzo, perché tra l'altro siccome è uno Stato pesante, è uno Stato poderoso, non è che muore subito, ci trascina un'agonia di cui noi paghiamo un prezzo assurdo, incalcolabile in termini di suicidi degli imprenditori, in termini di accrescimento della povertà, in termini di mancata risposta alle emergenze che viviamo quotidianamente ad ogni livello, una scuola da vergognarsi, una sanità inadeguata. Una signora mi diceva l'altro giorno per fare una visita deve aspettare 6 mesi, una mammografia urgente 6 mesi. Ho detto scrivi a Zaia, vediamo cosa dice, visto che se ne vanta spesso dell'eccellenza come Formigoni della sanità del Veneto.